24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Auto, yacht, elicotteri, prodotti alimentari, prodotti per la casa, ma anche gioielli, scarpe e qualche bara tempestata di pietre preziose. Il tutto sotto un'unica voce, il lusso. Luxury Yacht ha aperto i battenti all'eccellenza e alle più importanti categorie merceologiche, pronta a mettere in scena una nuova e spumeggiante edizione, caratterizzata da importanti cambiamenti che contribuiranno a consolidare e rafforzare la più bella vetrina commerciale, espressamente rivolta al consumatore finale in un mix di immagine ed arte business. Questo è un mondo veramente che fa parte del tessuto italiano, quindi demonizziamolo meno questo lusso, perché è una fonte di ricchezza vera per l'industria italiana, per la manifattura italiana. È la cosa che ci invita tutto il mondo, siamo solo noi cretini che dobbiamo, continuamente, dargli addosso a questo settore. È un settore che merita tutte le attenzioni, deve essere sviluppato, deve essere sostenuto, perché è la nostra grande ricchezza, una delle grandi ricchezze. Al taglio del nastro dell'evento presenti il presidente di Verona Fiera Ettore Riello, il sindaco di Verona Flavio Tosi e l'assessore regionale all'edilizia pubblica Massimo Giorgetti. Ovviamente a fare gli onori di casa il presidente di Veneto Exhibition Andrea Miglioranzi. Io voglio farvi capire che il settore del lusso è un settore assolutamente importante che crea indotto, crea posti di lavoro, crea fatturati. Il Made in Italy è sempre il brand per eccellenza nel mondo per quello che riguarda il settore e il fatturato a livello mondiale italiano, per cui chiaramente ampio spazio a questo settore che quest'anno invece rivestirà una sorta di veste più sobria proprio per delicatezza nei confronti del momento di contingenza e di crisi internazionale. Sono mesi di passione per gli investitori italiani e veneti, soprattutto per quelli che hanno puntato a prodotti legati all'andamento delle borse e si ritrovano in un continuo palleggio di tonfi e rimbalzi. Quest'estate la borsa italiana ha bruciato 121 miliardi di euro, una perdita notevole che si riflette sulle banche e soprattutto sulle fondazioni bancarie locali, da Cassamarca, che quest'anno per la prima volta non ha distribuito dividendi, alla Fondazione Cari Verona, alla Fondazione Cari Paro, che ha dato fondo alle risorse decidendo di aderire al rafforzamento patrimoniale di Intesa San Paolo per 228 milioni di euro. Il 4,84% delle azioni del gruppo, in realtà uno dei gruppi più penalizzati assieme a Unicredit nei listini di Piazza Affari. È un mare dove è difficile orientarsi, quello della borsa. Per fare un esempio, se prendete un normalissimo ETF su qualcuna delle principali piazze d'affari, dal 2004 al 2008 ha perso in media l'1,9%. Significa che l'investitore ha perso nello stesso periodo l'8,2%. Si è aperta oggi in Fiera Verona Job Orienta, il salone nazionale dedicato all'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che vedrà domani il debutto, anche se in videoconferenza, del neoministro Francesco Profumo. E a tutti i giovani, disorientati di fronte a scelte così importanti per la loro vita, sfiduciati di fronte alla crisi e al rischio di rimanere senza sogni per il proprio domani, Job Orienta vuole offrire strumenti di buon orientamento e risposte concrete. È un confronto aperto con gli attori del mondo del lavoro. Nei 3 giorni numerose sono infatti le opportunità di orientamento alla scelta formativa e le iniziative e i servizi per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Futuro difficile, io non lo voglio dipingere a tinte più o meno fosche, è difficile, ma chi l'aveva mai detto che sarebbe stato facile affrontare una crisi che è una crisi speculativa che si abbatte sul nostro sistema imprenditoriale, anche sul nostro sistema imprenditoriale che però è sano, che continua a credere nell'export, che però ha bisogno di ragazzi più preparati, che sappiano le lingue, che abbiano una forte capacità tecnica, che sappiano inventare, che sappiano sacrificarsi. Questa è la storia delle imprese venete e italiane. Credo che mai come oggi ci sia un problema nella crescita del mercato del lavoro e nell'ingresso del mercato del lavoro, nel mercato del lavoro dei giovani. Con Job pensiamo di dare un grande contributo perché favoriamo questo incrocio.
Non solo, ma diamo anche un importante supporto al mondo della scuola, perché può trovare qua le idee per costruire una scuola sempre più adeguata al nuovo mercato del lavoro. I lavoratori di Pansac, l'azienda produttrice di involucri plastici con 3 fabbriche in provincia di Venezia, sono stati ricevuti a Palazzo Ferrofini dal presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, affiancato dall'assessore regionale Elena Donazan. Presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i quali nel corso dell'incontro hanno voluto sottolineare la paradossale situazione in cui si trovano i lavoratori e l'azienda stessa. Il lavoro c'è, ma l'azienda è bloccata dal congelamento dei finanziamenti da parte delle banche. Allora noi dobbiamo rilanciare questa azienda, un'azienda di 850 dipendenti che ha tutte le potenzialità per avere ancora un grande futuro industriale. Noi quello che abbiamo chiesto è una forte pressione nei confronti dell'INPS perché paghi immediatamente la cassa integrazione straordinaria a tutti i lavoratori, che si intervenga insieme anche al Ministero per lo sviluppo economico nei confronti di Unicredit, che è la banca capofila, che aveva inizialmente gestito il progetto di congelamento dei debiti, di ristrutturazione e di rientro ovviamente di questi nei confronti dei creditori, ma che aveva anche garantito il rilancio industriale di questa azienda, poi venendo meno di punto in bianco senza sapere il perché. Noi vogliamo che si intervenga su questi, che si invitano questi a sostenere il progetto ancora, a fornire quella liquidità che serve a far lavorare l'azienda, a mantenere i clienti e appunto a dare quel futuro di cui abbiamo tanto grande bisogno. L'Arcella, uno dei quartieri dove si concentra lo spaccio, tutti i cittadini si riuniranno in una grande fiaccolata per dire no alla droga. Questo è uno dei quartieri più popolati di Padova, conta 38.000 abitanti circa in un'intera circoscrizione. La paura aumenta soprattutto la sera, la gente non esce da casa al tramonto del sole e i commercianti vorrebbero maggior controllo alla chiusura delle casse per paura di essere derubati. E questa è una zona che purtroppo ha dei grossissimi problemi, continuano ancora a esserci i gruppi di ragazzi che si ritrovano soprattutto per la droga e per lo spaccio. E difatti la sera diventa sempre un problema nel chiudere. Io ho paura, io chiudo da sola purtroppo e purtroppo tutti i negozi sono l'ultima a chiudere alla sera e veramente ho paura. Il caffè si mangia il gelato. Il gruppo Illy ha ottenuto attraverso un aumento di capitale il 5% del marchio del gelato artigianale Grom per 2,5 milioni di euro. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadellveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.